Entro 24 ore, nuova ordinanza per la Sicilia. Se i provvedimenti regionali non funzionano, Roma imporrà il coprifuoco alle 21. Oggi giurano gli assessori del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il suo vice Aurelio Trupia. Si ribalta un barcone, annegano in 3, in corso le ricerche. Questo weekend il giardino della Colimbetra vi aspetta con tante iniziative. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il coronavirus torna a stravolgere la quotidianità, la vita sta per cambiare. Vediamo. La Sicilia a breve prenderà le contromisure per contrastare la nuova ondata di coronavirus. Sentite le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. Il governatore Nello Musumeci entro 24 ore pubblicherà una nuova ordinanza. Ieri sino a tarda notte si è tenuta una giunta per vagliare i pareri degli esperti. Qualche ora di riflessione ed una nuova riunione con l'assessore al ramo Ruggero Razza e le scelte verranno messe nero su bianco. Sicuramente i siciliani devono aspettarsi distanziamento sociale e antiassembramento, didattica a distanza nelle scuole superiori dal secondo al quinto anno, nei licei e nelle scuole superiori per almeno 3 settimane, con uno screening di massa e tamponi per tutti. Chiusura dei locali pubblici alle 23. Capienza dei mezzi pubblici ridotta del 50%, coinvolgimento dell'esercito nel caso in cui fosse necessaria la costruzione di ospedali da campo. Ma il governatore della Sicilia non esclude di poter chiudere, concordandolo con il governo nazionale, anche i confini della regione, mentre per quanto riguarda il coprifuoco già adottato in Lombardia, Campania e Lazio, Musumeci rassicura, spiegando che non siamo arrivati ad un grado di contagio così grave da pensare a questo tipo di contromisure, anche se i numeri del virus in Sicilia sono in rialzo, dai contagi ai ricoveri, inclusi quelli in terapia intensiva, passando per i decessi. L'età media dei contagiati in Sicilia è di 46 anni, dopo che era scesa in estate, passando da 55 anni a 25-30 anni e salita tra settembre e ottobre. La maggior parte dei positivi è uomo, il 55%. Ed il governo centrale Roma temporeggia. Il premier Conte si aspetta che i presidenti di regione prendano le loro dovute e calibrate misure, ma se non venissero prese o i risultati non arrivassero, il prossimo DPCM sarebbe quello definito lockdown morbido, che si traduce sempre con durissime misure restrittive e amare ripercussioni sull'economia del paese. Se tra 7 giorni non si sarà invertito l'andamento della curva, scatterà il coprifuoco in tutta Italia alle 21. Al via poi con le ordinanze creative. A Palermo entra in funzione il metodo Orlando. Da oggi fino al 13 novembre, i venerdì, sabato e domenica, i pedoni devono camminare. Già, devono camminare. Se sei a piedi non ti puoi fermare. Pena una multa da 400 a 1000 euro. E poi a Raffadali. Nell'Agrigentino abbiamo il metodo Cuffaro. Il sindaco, fratello dell'ex presidente della regione, ha preso dei provvedimenti già da tempo. Io penso che errori ne sono stati fatti tanti, non dobbiamo comunque fare polemica con nessuno, ma è necessario non perdere più tempo. Io è da oltre un mese che faccio uno screening di massa, tutti coloro che vengono dal nord, tutti coloro che hanno avuto contatti secondo loro a rischio con soggetti, hanno telefonato qui al comune, abbiamo fatto subito un tampone istantaneo. In 15 minuti siamo in condizione di sapere se sono positivi o negativi. Hanno una sensibilità pari al 99%, non abbiamo il 100%, però è uno screening necessario per evitare la diffusione del virus. Non è stato fatto a tutti coloro che sono venuti nel periodo estivo a fare le ferie nella regione siciliana, forse sono l'unico sindaco a farlo e non capisco il perché. Era l'unico modo per continuare a rimanere a quota zero. E tra le abitudini e le tradizioni che il coronavirus ha cambiato c'è quella della commemorazione dei defunti. I cimiteri verranno chiusi per evitare assembramenti.
Oggi ho firmato una delle prime ordinanze restrittive per quanto riguarda la chiusura del cimitero, perché così come ci è stata fatta pervenire alla nota della prefettura e poi anche un po' confrontandoci con tutti i sindaci della provincia di Agrigento, abbiamo deciso di chiudere proprio per evitare gli assembramenti il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre. Verrà concesso sempre ai fioristi, così come alle agenzie funebri nel caso in cui ci sono dei funerali, di potervi accedere in modo tale da poterne garantire la fruizione. Questo significa che gli ingressi saranno contingentati, così come il cimitero rimarrà chiuso tutti i giorni festivi e la domenica, questo fino al 13 novembre. E Montevago è ancora Covid-free ed è per questo che il comune del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche presidente della commissione sanità all'Ars, non chiuderà le porte dei cancelli del cimitero. Il nostro direttore Arturo Cantello. Comportamenti da tenere se siamo fuori o dentro casa, il distanziamento come primo punto per poter arginare l'epidemia da Covid-19, tenere le mascherine sempre, utilizzare il lavaggio delle mani in modo frequente. Queste le 3 raccomandazioni che il sindaco di Montevago, nonché presidente della commissione sanità alla regione siciliana, fa a tutti i cittadini per contrastare il contagio da coronavirus. Buongiorno a tutti i cittadini e cittadine di Montevago. Questa mattina volevo fare un piccolo avviso che diventa un grande momento di sottolineatura. Intanto per i comportamenti che dobbiamo tenere sia se siamo fuori sia se siamo dentro casa. Il distanziamento come primo punto per poter arginare l'epidemia da Covid-19. Tenere le mascherine sempre, utilizzare il lavaggio delle mani in modo frequente. Questi 3 elementi sono gli elementi che devono diventare, e già lo sono, lo so per tutti voi, ma devono diventare parte del nostro quotidiano agire. Solo in questa maniera possiamo mantenere lontano questo virus e la possibilità di contagi. Ad oggi, per rassicurare tutti, dico che Montevago non ha avuto un caso di Covid-19. Abbiamo avuto dei sospetti che si sono rivelati, grazie al cielo, negativi. La determinazione della negatività, lo ribadisco per tutti, la fa la comunicazione che l'ASP dà al Comune. Non ci sono altre comunicazioni né altri test che possono essere suffragati e supportati se non c'è la comunicazione dell'ASP. Quindi ad oggi a Montevago non abbiamo alcun caso, malgrado purtroppo accanto a noi ci siano dei piccoli focolai. L'altra cosa importante è, e mi corre l'obbligo di ricordarvelo, da lunedì ci sarà una disposizione scritta per quanto riguarda le giornate del 31 ottobre, del 1° e del 2 novembre, le giornate che sono dedicate ai nostri cari defunti. Non chiuderemo nulla. Non ci sarà alcun divieto a recarsi al cimitero. La cosa che vi chiedo però è andare in maniera contingentata. Non possiamo sostare, parlare con gli amici come solitamente accade ed era giusto che accadesse. Quest'anno non lo possiamo fare. La visita al cimitero è consentita per un massimo di mezz'ora. Ci saranno i vigili, ci saranno i rangers e ci saranno dei volontari della Croce Rossa che daranno una mano per regolamentare l'ingresso e il flusso all'interno del cimitero. Vi chiedo però, e sono certa che voi rispetterete le disposizioni, vi chiedo cortesemente di utilizzare tutta la settimana prima della data dell'1 e del 2 per poter andare a far visita ai nostri amati congiunti. Non limitiamoci e non concentriamoci soltanto nella giornata del 2 e dell'1 e del 2, facciamolo anche prima e in quelle giornate andiamo in maniera piuttosto veloce e senza creare assembramenti. Ve lo dico perché se si creeranno degli assembramenti, le disposizioni che raccoglie il sindaco ma che vengono dall'alto sono quelle di fare le multe. Evitiamo questo increscioso passaggio che nessuno vuole assolutamente mettere in atto e mettere in pratica.
Detto questo vi ringrazio per l'attenzione, vi comunico che se ci saranno ulteriori aggiornamenti o ci saranno notizie da dare alla città sarò immediatamente pronta per farlo. Ad oggi volevo rassicurarvi e darvi soltanto delle piccole direttive per le giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Grazie a tutti, buona giornata, manteniamo la calma e soprattutto rispettiamo quelle che sono le regole. La mascherina è fondamentale, il lavaggio delle mani, lo ribadisco, e il distanziamento, mantenere a distanza. Grazie a tutti. In Sicilia nelle ultime 24 ore sono emersi 796 nuovi positivi. Il 10% dei test ha svelato un contagio. Il dato più alto è quello della provincia di Palermo, che ha 351 nuovi positivi. Ieri i nuovi casi erano 192, numeri consistenti anche in provincia di Catania con 211 nuovi casi, poi Trapani 60, Ragusa 49, Messina 47, Caltanissetta 28, Siracusa 24, Agrigento 19, Enna 7. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 8, mentre ci sono 29 ricoverati in più, 6 di questi in terapia intensiva. I guariti sono stati 98. Ed in Sicilia arriva la quinta zona rossa. I 70 positivi di Torretta in provincia di Palermo fanno scattare la serrata. C'è il servizio. 70 casi positivi al Covid accertati e per Torretta, in provincia di Palermo, scatta la zona rossa, la quinta nell'isola. Lo ha deciso il presidente della regione Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. L'ordinanza decorre dalle 14 di oggi, venerdì 23 ottobre, e resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre. In particolare nel paesino del Palermitano sarà vietata la circolazione a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato all'interno del territorio comunale, fatte eccezioni per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l'acquisto e il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità. All'interno di esercizi commerciali sarà consentito l'accesso a una sola persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono comunque consentiti l'asporto e la vendita a domicilio, sempre all'interno del territorio comunale. Sarà possibile transitare per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, così come per i servizi dell'infanzia. La principale modalità di lavoro sarà lo smart working, con la promozione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Chiusi pure musei, biblioteche e luoghi di cultura, saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo, sospesi anche gli eventi sportivi, le manifestazioni culturali, ludiche e religiose. Stop altresì alle cerimonie civili e religiose, a eccezione dei funerali, a cui potranno partecipare massimo 15 persone, e ai mercati. Inoltre è consentita la circolazione dei residenti o domiciliati nel comune esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Permesso il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e beni o servizi essenziali. Attualmente sono in vigore nell'isola altre 4 zone rosse: Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, Mezzoiuso nel Palermitano, Galati Mamertino in provincia di Messina e Randazzo nel Catanese. E adesso uno sguardo al coronavirus dal punto di vista prettamente medico. Carmelo Lentini. Si temeva, è successo, il ritorno praticamente del Covid-19, una brutta bestia che ancora non si è riusciti a sconfiggere. Effettivamente è un virus che ci sta impegnando tantissimo dal punto di vista medico. Questo tipo di virus effettivamente ha bisogno di essere guardato con tanto occhio di riguardo, perché l'impegno clinico si è dimostrato essere sia continuativo sia anche estremamente importante. Abbiamo fatto tanti tamponi e si è visto il risultato dei tamponi e molti tamponi sono usciti fuori positivi. Il problema è di fare subito un piccolo discernimento tra il tampone positivo e sintomatologia, nel senso che bisogna fare un po' di chiarezza in questo contesto. Chi fa il tampone molecolare, che è quello che ci dà maggiore, diciamo così, chiarezza della situazione, può essere positivo o negativo. L'essere positivo
non significa che è malato, perché al momento in cui il soggetto è positivo può essere sintomatico o asintomatico. Sintomatico significa che già ha dei sintomi, asintomatico invece significa che non ha nessun sintomo. Quindi già una prima differenziazione la si fa in questo contesto. Essere sintomatico significa che c'è dei sintomi che possono essere più o meno blandi, quindi praticamente ci può essere un soggetto che è positivo al test molecolare, che ha dei sintomi e questi sintomi possono essere più o meno gravi. Più o meno grave significa che può avere una forma lieve, che può essere una sindrome simile-influenzale, come per esempio un po' di tosse, come per esempio può avere un po' di rinorrea, un'alterazione del gusto e via dicendo, anche una piccola febbricola o una febbre, oppure può essere estremamente ben più grave. Che significa essere ben più grave? Significa che oltre a questi sintomi se ne accoppiano altri che generalmente si formano sotto forma di dispnea, cioè difficoltà nella respirazione. Questo si fa vedere con il saturimetro e si vede che la saturazione scende da un valore normale a un valore un po' più basso. Questi sono i quadri clinici più importanti che bisogna subito attenzionare. Quindi in conclusione, quando noi abbiamo un soggetto con un tampone molecolare positivo, può anche darsi che sia asintomatico e questo non può creare grossi problemi. Certamente deve essere curato e attenzionato, però la differenziazione tra sintomatico e asintomatico è molto importante. Una volta c'erano pochi focolai e i focolai che si evidenziavano erano focolai sintomatici, perché chi si faceva il tampone se lo faceva chiaramente perché aveva un sintomo e quindi aveva un sospetto di coronavirus. Ora facendo i tamponi a tappeto escono fuori moltissimi che sono positivi sì, ma asintomatici. Questo è da evidenziare in altra maniera. Consideriamo che il 90%, si dice il 95% sono asintomatici, quindi vuol dire che i tamponi fanno effetto, nel senso che noi riusciamo a individuare le persone che sono positive, ma non per queste sono malate. Ecco il concetto importante. Sì, dottore, parliamo un attimo invece delle precauzioni. Il presidente della regione Musumeci pensa di inasprire un po' la chiusura di esercizi commerciali. Diciamo che c'è un po' di confusione in giro, ma dobbiamo guardare anche a ciò che sta succedendo al nord. Questo ritorno del coronavirus fa paura, veramente. In primis il virus non si sconfigge avendo paura. Avendo paura il concetto del virus non fa altro che alienarci ancora di più. Bisogna essere chiari anche in questo punto. Il virus effettivamente è un grosso problema, però il problema va anche ridimensionato, nel senso che quota parte del nostro operare ci aiuterà moltissimo in questo contesto perché il virus possa essere fermato e quantomeno debellato. Certamente aspettiamo dal punto di vista clinico altre cose come il vaccino e quant'altro che penso che a breve usciranno fuori col tempo dovuto e con le precauzioni ottimali che ci vogliono. Però in atto il distanziamento sociale, usare le mascherine, evitare i luoghi di sovraffollamento, questi aiuteranno moltissimo a fare in maniera tale che questo virus non abbia quell'input che in atto c'è stato, perché c'è stato un periodo in cui i giovani, molto probabilmente ai giovani ma anche agli anziani e quant'altro e via dicendo, hanno cercato un pochettino di aprirsi e quindi praticamente c'è stata un'apertura totale. Questa apertura totale ha fatto in maniera tale che il virus avesse una maggiore diffusione. Questo è anche importante che da parte nostra venga a essere fatta, però ripeto e dico, questo tipo di patologia è una patologia che moltissimo dipende da noi, da come ci comportiamo, perché ci può aiutare un pochettino ad avere più tempistica anche per i ricoveri, perché già siamo saturi dal punto di vista del ricovero, perché non sappiamo più dove mettere le persone, perché lì ci vogliono poi una problematica tutta speciale, ci vogliono i respiratori, ci vogliono i reparti dedicati, cosa che già sono saturi in questo contesto. Anche i carabinieri hanno focalizzato l'attenzione su uno dei luoghi dove si trovano le persone più deboli, gli anziani, che sono quelli poi più a rischio in caso di contagio da coronavirus. I militari hanno trovato alimenti scaduti in una casa di riposo a Campobello di Licata. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nell'ambito delle iniziative di prevenzione, i carabinieri della compagnia di Licata hanno effettuato un controllo presso una casa di riposo per anziani sita a Campobello di Licata.
La verifica è stata effettuata anche con la presenza dei carabinieri NAS di Palermo. All'interno dell'RSA i carabinieri, capitanati dal comandante della compagnia di Licata Francesco Lucarelli, hanno riscontrato diverse anomalie perseguibili, come ad esempio la non misurazione all'ingresso della temperatura corporea per chi si reca all'interno dello stabile e altre carenze evidenziate dai NAS nella cattiva conservazione dei cibi alimentari, ad esempio poca l'igiene riscontrata, i cibi mal conservati, tutti elementi che hanno fatto sì che scattasse la denuncia per il commissario regionale proposto alla guida dell'RSA. Controlli che saranno intensificati in particolare in queste strutture, ove recentemente si sono verificate alte percentuali di contagio. Innanzitutto l'obiettivo principale è tutelare il nostro patrimonio nazionale, che sono i nostri anziani, i nostri nonni, affinché possano vivere nelle varie case di riposo, negli IPAB, nelle strutture che li accolgono nella maniera più sicura possibile, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, soprattutto in questo periodo di contrasto al Covid, dove in ambito nazionale abbiamo visto purtroppo nascere focolai di questa malattia all'interno appunto di strutture simili. L'obiettivo di ieri è stato innanzitutto la prevenzione e soprattutto anche la repressione, visto che sono stati rinvenuti alimenti scaduti, alimenti mal conservati, che poi sarebbero stati ingeriti dagli anziani, che ovviamente sono persone con fisici non chiaramente al massimo delle forze e che quindi potrebbero venire debilitati da una cattiva alimentazione. E poi in ogni caso abbiamo anche riscontrato un non perfetto rispetto delle normative anti-Covid, tant'è vero che a nessuno ci ha preso la temperatura al nostro accesso, abbiamo dovuto richiedere noi la misurazione della temperatura, più ovviamente altre piccole cose che abbiamo riscontrato nell'ambito dell'ispezione che abbiamo fatto. E comunque l'obiettivo principale, che non finisce con la giornata di ieri, è quello di fare un controllo a tappeto su tutte le strutture della provincia o comunque della compagnia di Licata, che gestiscono e tutelano i nostri anziani e i nostri nonni, che ritengo essere un patrimonio nazionale. Quindi assolutamente sì, non ci fermiamo, andiamo avanti, soprattutto anche grazie all'aiuto del personale specializzato del nucleo antisofisticazione di Palermo, che ha delle conoscenze tecniche amplissime e ci aiutano in questa gestione, anche se il polso della situazione sul territorio lo ha sempre la territoriale, con i comandanti di stazione che conoscono il battito cardiaco della realtà dove vivono e cercano costantemente ogni giorno di essere vicino al cittadino e alle necessità dei cittadini, affinché si possa essere di concreto aiuto alle necessità quotidiane. Irregolarità riscontrate, intanto una perfetta non applicazione normative per la prevenzione del Covid, cattivo stato di conservazione di alimenti, alimenti scaduti di validità, non aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che tutela la salute dei lavoratori, ma in questo caso anche di coloro, degli anziani che vivono nella struttura, e c'erano anche dei problemi di natura strutturale, igienico-strutturale, che saranno segnalati alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza. Noi appunto, essendo come nucleo a Palermo, avendo competenza interprovinciale su tutta la Sicilia occidentale, ci avvaliamo nelle nostre attività dell'arma territoriale, che sono i nostri occhi e le nostre orecchie, quanto conoscendo la situazione che c'è sul territorio sanno quali sono le situazioni più gravi, insomma, a cui porre maggiore attenzione. Grazie a loro che si riesce a tutelare maggiormente queste che sono le categorie deboli a cui prestiamo in questo periodo maggiore attenzione. E il coronavirus ferma anche l'agonismo sportivo, rinviata a data da destinarsi la sfida tra Acaragas e il CUS Palermo. Uno dei calciatori della squadra del capoluogo siciliano è positivo. Vediamo. Annullata la gara dell'Acaragas sul campo del CUS Palermo e di conseguenza annullata anche la preannunciata conferenza stampa della vigilia.
La sfida è stata infatti rimandata a data da destinarsi. Il motivo? A quanto pare un calciatore della compagine palermitana, subito dopo la gara di recupero di mercoledì scorso con la Nissa, si è sentito male. Immediatamente è stato sottoposto a tampone che è risultato positivo al Covid-19. Adesso c'è grande apprensione in seno alla stessa squadra del CUS Palermo perché il contagio potrebbe diffondersi tra i compagni di squadra e chissà anche tra gli avversari della compagine nissena. L'Akragas è così costretta a fermarsi e può dedicarsi al prossimo impegno di Coppa Italia di mercoledì 28 ottobre alle ore 14:30 allo stadio del Seneto. La squadra biancazzurra affronterà la Folgore del neotecnico Pietro Tarantino, che all'andata si impose con un gol di scarto. Per accedere al turno successivo, Gambino e compagni sono obbligati a vincere la partita con almeno 2 gol di scarto. Giurano gli assessori del sindaco di Agrigento Franco Micci che al momento niente deleghe, il primo cittadino si è preso qualche giorno per distribuire le varie competenze tra i componenti della giunta, Aurelio Trupia e però il vice sindaco Arturo Cantella. Al via la giunta Miccichè stamani all'interno del Teatro Pirandello i neoassessori hanno giurato con la formula di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Inusuale la scelta del Teatro Pirandello, ma ragioni di sicurezza, di spazio anti-Covid hanno fatto sì che il sindaco ha voluto questo luogo per effettuare la cerimonia, presenti anche i familiari degli assessori. Ancora però il sindaco Miccichè non ha provveduto ad assegnare le deleghe, solo la nomina del suo vice, quella di Aurelio Trupia, che certamente prenderà anche l'assessorato al bilancio, essendo stato lui commercialista ed ha avuto in passato incarichi similari. Questi i nomi degli assessori che hanno giurato: Costantino Ciulla, Antonio Costanza Scinta, Lala Roberta, Picarella Francesco, Principato Gerlando, Aurelio Trupia, Tuttolomondo Gianni, Vaccaro Giovanni, Marco Vullo. Finalmente è arrivato questo giorno, oggi si insediano i miei 9 assessori, a breve faranno il giuramento e poi settimana prossima poi stabiliremo le varie deleghe. Come mai questo ritardo? No, ritardo Nelle deleghe? Ma nelle deleghe perché mi sono insediato 3 giorni fa e questi 2 giorni mi sono serviti più che altro per i saluti istituzionali con le varie prefetture, questura, tribunale e poi penso che siano tempi normali questi, poi non abbiamo proprio avuto il tempo di stabilire le deleghe, ma ci stiamo lavorando già. Ecco, in questo giro istituzionale cosa ha potuto constatare? Grande affetto, grande calore, grande stima nei miei confronti e fiducia sul mio operato futuro. Già al via le prime fattive, l'ordinanza di ricordo del Politi, anche altre iniziative? Sì, ho fatto l'ordinanza di chiusura dei plessi del Politi. Domani già, grazie anche alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, farò la sanificazione esterna e interna di questi plessi e poi già stiamo preparando l'ordinanza per la chiusura di giorno 1 e 2 del cimitero, però lasciando aperto tutto il giorno, penso dal lunedì, l'accesso allo stesso cimitero e contingentando anche il flusso di visitatori con misurazione della temperatura e altri accorgimenti che la protezione civile mi darà a disposizione. È un'ulteriore responsabilità che mi rende orgoglioso e mi onera ancora di più rispetto al ruolo che andiamo a ricoprire, quindi di assessore. Le deleghe nel corso della settimana, come ha detto il sindaco, verranno assegnate sicuramente in base alle competenze di ognuno di noi. Così potremo immediatamente prestare il nostro servizio nei confronti della città. Mi accingerò con lo stesso impegno che si è avuto nella professionalità che uno ha, nelle competenze, metterò le mie competenze di ingegnere a servizio della nostra città. Finalmente ho la possibilità di poter lavorare sulla nostra terra, sono da 12 anni che sono fuori e ho prestato delle attività all'esterno, anche all'estero, lavoro sul campo delle infrastrutture. Quindi Agrigento da questo punto di vista ha bisogno di un risveglio, di un ammodernamento, di un miglioramento di quelle che sono le condizioni
e di un ammodernamento in termini oltre che viari anche dal punto di vista ambientale, quindi servono un minimo di lavorazioni in più che portano la città di Agrigento al fiore all'occhiello di una realtà che non è solo legata ai templi ma è legata anche alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. Siamo nella condizione di poter sviluppare realmente, perché adesso Franco Micciche nel suo programma ci darà la possibilità di farlo, di sciogliere un pochettino di quelle che sono delle attività che sono rimaste inattive o delle fasi di completamento. E abbiamo un sistema fognario, un sistema di smaltimento delle acque, delle reti viarie non perfettamente agibili e sicure, e abbiamo determinate condizioni anche dal punto di vista proprio ambientale, di fruizione dei servizi pubblici che non sono proprio all'altezza, a mio modo di vedere, della nostra città. Gli agrigentini si aspettano tanto, noi metteremo tutto a servizio. Franco ha scelto delle persone giovani che hanno voglia di fare, hanno già esercitato nella loro professione dei servizi fuori e finalmente avranno la possibilità di dare alla propria città il loro contributo. E di quello ne siamo fieri. Sicuramente un momento importante di questo percorso. Adesso l'importante sarà metterci a disposizione della città, che porterà avanti le idee principali problemi che dobbiamo risolvere, insomma, la situazione, cercando di stare attaccati alla gente. Ecco, questo è il mio pensiero. Tra le forze a sostegno del sindaco di Agrigento Franco Micciche, Fratelli d'Italia, che adesso viene rappresentato all'interno di Aula Sollano con 2 consiglieri, ma soprattutto con l'assessore Costantino Ciulla in giunta. Vediamo. Presente al giuramento oggi dei nuovi assessori Lillo Pisano, un po' l'artefice di tutta la campagna elettorale, che ha visto Fratelli d'Italia ottenere un ottimo risultato e una notevole presenza in Consiglio Comunale. Un impegno attivo e fattivo che ha dato i suoi frutti. Sì, Fratelli d'Italia ha lavorato bene sul territorio prima dell'amministrativa. Ci siamo presentati con una lista che ha espresso 2 consiglieri comunali, con 24 candidati che hanno dato il loro sostegno alla lista, ed è andata benissimo. Oggi siamo qua per contribuire con il nostro assessore, che è Costantino Ciulla, e Fratelli d'Italia vuole dare veramente un input positivo alla città, vuole dare programmazione, vuole dare quel senso anche di organizzazione che negli ultimi anni è mancata. Ecco, un input notevole dato anche dalla presenza forte di un leader, l'unico che è venuto ad Agrigento, che è stata il numero 1 del partito, la Meloni. Sì, Giorgia Meloni diciamo che è il numero 1 e il leader del centrodestra, l'ha dimostrato sia ad Agrigento, lo dimostra ogni giorno in televisione, in televisione, nei programmi televisivi, ma anche nei social. È presente, Fratelli d'Italia cresce ogni giorno e si presenterà agli elettori come primo partito del centrodestra. Agrigento è una città difficile, riuscirà il centrodestra a soccombere alle tante problematiche ataviche degli anni precedenti accumulate nel tempo? C'è la voglia e la volontà di costruire veramente tanto, c'è tutto il governo regionale che affiancherà il sindaco Micciche. Noi siamo pronti, non ci risparmieremo di niente e saremo veramente presenti sul territorio e anche con gli assessorati regionali per dare un contributo alla città. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. 100.000 euro per le famiglie dei 18 marittimi di Mazara del Vallo in stato di fermo dal 1 settembre a Bengasi dopo il sequestro dei loro 2 pescherecci da parte delle milizie del generale Haftar. Quanto prevede un emendamento del governo Musumeci disposto in Commissione Bilancio dell'Ars a firma degli assessori all'economia Gaetano Armao e alla pesca mediterranea Edi Bandiera, che sarà inserito nella prima legge all'esame del Parlamento siciliano già da martedì prossimo. Tutto, sottolinea il Presidente
presidente della regione siciliana Nello Musumeci sembra ancora inspiegabilmente fermo, nonostante si parli di trattative avviate da Roma per risolvere questa vicenda che giorno dopo giorno accresce angoscia e rabbia. 18 uomini sono da oltre 50 giorni sotto chiave per un atto di pirateria e le loro famiglie, oltre al dramma che stanno vivendo, cominciano inevitabilmente a patire grossi disagi dal punto di vista economico. Sentiamo pertanto il dovere morale di offrire loro un sostegno in attesa che il governo centrale giunga ad una soluzione, ma questa trattativa non può avere tempi infiniti e rinnoviamo con forza l'appello al Premier Conte e al Ministro degli Esteri Di Maio affinché si arrivi a una soluzione che riconsegni i nostri pescatori e i loro affetti e alla loro attività quotidiana. Gli avvocati chiedono nuovi riscontri alla procura sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. I dettagli nel servizio. I legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, morti nell'agosto scorso nelle campagne di Caronia, hanno presentato una nuova istanza alla procura di Patti. Chiedono che vengano effettuate altre analisi per trovare eventuali tracce di sangue o altre tracce biologiche sulla vegetazione, nei luoghi in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna. Il corpo senza vita di Viviana venne rinvenuto dopo vari giorni di ricerche dalla sua scomparsa, a circa 3 metri da un traliccio Enel. Pietro Venuti e Claudio Mondello chiedono che venga effettuato l'approfondimento sulla base di elementi di cui i legali sarebbero entrati in possesso recentemente. Se Viviana fosse caduta dal traliccio, riteniamo che i ramoscelli delle frasche, spiega l'avvocato Venuti, si sarebbero dovuti trovare sotto il cadavere e non sopra, oppure rompersi per l'impatto. I due legali, come si ribadisce in un video pubblicato sulla pagina social di Daniele Mondello, non ritengono plausibile l'ipotesi del suicidio. Per quali motivi non riteniamo credibile l'ipotesi di omicidio-suicidio? Primo motivo, la distanza tra i due corpi, Viviana e Gioele, sono rinvenuti a circa 800-1000 metri di distanza l'uno dall'altro. Chi ritiene plausibile l'ipotesi omicidio-suicidio deve immaginare una mamma, Viviana, legatissima a suo figlio, che viveva letteralmente per suo figlio, che non solo lo uccide, ma lo abbandona come spazzatura senza neanche un accenno di sepoltura, per poi recarsi verso quell'improbabile epilogo che conosciamo. Attenzione, perché la procura, quando non si rinveniva ancora il corpo di Gioele, cercava un tumulo, cercava una sepoltura, perché riteneva questa ipotesi, quella che invece adesso alcuni ritengono credibile, assolutamente impossibile, non plausibile. Secondo motivo, non esistono tracce di Viviana sul traliccio, né di DNA, né di essudato, né digitali, né di sangue evidenti, né di sangue latenti. Non c'è niente che collochi Viviana su quel traliccio, a parte la nostra malevola immaginazione. Terzo motivo, Viviana, prima di arrampicarsi sul traliccio, si toglie una scarpa, un calzino, per poi attraversare un muro invalicabile di spine, perché a 1,5 metri circa dalla base del traliccio c'era questo muro invalicabile di spine, di un roveto, diciamo così, arrampicarsi non si capisce bene di quanto, uscire dall'interno del traliccio verso l'esterno, fare un tuffo carpiato e gettarsi lì dove l'abbiamo trovata. Attenzione, perché si tratta di elementi assolutamente improbabili e soprattutto che non sono sostenuti da elementi probatori e non sono sorretti neanche da logica. Naufragio al largo di Lampedusa. Su 16 migranti a bordo di un natante, 3 sono dispersi, mentre 13 persone sono state soccorse e portate a terra. L'intervento era stato chiesto dalle autorità maltesi. Sono ancora in corso le ricerche a 30 miglia da Lampedusa. Si è insediato oggi il nuovo questore di Palermo. C'è il servizio. Insediatosi il nuovo questore di Palermo, Leopoldo Laricchia. Ma vediamo un po' il curriculum vitae. 61enne livornese, una laurea in giurisprudenza presso l'Ateneo di Pisa, una prima esperienza professionale come ufficiale della Marina Militare e poi come bancario. In polizia dall'ottobre del 1989 come vicecommissario. Prima assegnazione, questura di Torino come dirigente a San Donato. Trasferito in Toscana, dirige commissariati di Volterra e Pontedera. Promosso primo dirigente, viene assegnato alla questura
di Pisa guidando la divisione amministrativa sociale dell'immigrazione. Qui lavora alla creazione di una rete spingendosi finanche all'ambito nazionale ed internazionale, con una serie di contatti istituzionali e alla convegnistica per gestire il fenomeno migratorio. Sempre in Toscana, la Ricchia guiderà il commissariato di Viareggio e la giurisdizione su tutta la Versilia, coordina la polizia ed il soccorso in occasione della strage ferroviaria del giugno 2009. Riceve l'encomio solenne e l'elogio del capo della polizia, nonché del riconoscimento all'Ata Solerzia dal movimento Nuova Presenza Giorgio Lapira, cerimonia questa presso l'Università di Messina. Vicario presso la Questura di Pistoia, vicario della Questura di Firenze a giugno del 2013, il Presidente della Repubblica gli conferisce l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Maggio 2015, promosso dirigente superiore, andando a ricoprire l'incarico di ispettore generale presso l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento Pubblica Sicurezza. Dal dicembre successivo, questore della provincia di Imperia, gestendo l'emergenza migranti sul confine di Stato. Per tale motivazione e per i successi in quest'ambito, il Comune di Ventimiglia conferisce alla Polizia di Stato la cittadinanza onoraria e il questore La Ricchia riceve l'encomio solenne dal capo della Polizia. Maggio 2017, marzo 2019, questore di Lecce, gestendo il delicato ordine pubblico in concomitanza con la costruzione del gasdotto denominato TAP. Marzo 2019, nominato questore della provincia di Brescia. Maggio di quest'anno, il Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare dell'Interno Lamorgese, lo promuove dirigente generale di pubblica sicurezza. Giorni fa la nomina come questore della provincia di Palermo. Questo weekend il FAI vi aspetta al Giardino della Colimbetra con il suo staff per le giornate d'autunno. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Quest'anno le giornate FAI d'autunno saranno raddoppiate anche per il prossimo weekend. Sarà possibile effettuare una visita ai luoghi del cuore, tra cui ricordiamo il Giardino della Colimbetra, che con un piccolo contributo di 3 euro, come potete vedere, si potrà sostenere la missione del FAI. Tante le iniziative previste, tra cui domenica 25 un aperitivo di mezzogiorno con cui chiuderemo gli eventi del 2020, come comunica il direttore del Giardino della Colimbetra, dottor Lopilato. Daremo appuntamento alla prossima stagione estiva, sperando che il 2021 sia più clemente. Il programma prevede sabato alle ore 10 l'apertura del giardino con inizio accoglienza dei partecipanti. Tutti i giorni, sabato e domenica dalle 10:15 alle 13 e dalle 15 alle 18, una visita speciale alla scoperta di un'antica biodiversità coltivata in un sito archeologico di straordinario valore e ineguagliabile bellezza, un luogo dove culture diverse provenienti spesso da mondi lontani hanno dato vita a un paesaggio che viva testimonianza di antichi saperi. Curata dall'agronomo Marco Zicari, quindi sabato e domenica 24 dalle 10:30 in poi, laboratorio creativo Semi dal mondo, visita guidata alla scoperta degli alberi del Giardino Mediterraneo della Colimbetra, quindi un laboratorio creativo dove si potranno realizzare originali creazioni con semi provenienti da varie parti del mondo. Grazie a dei pannelli didattici illustrati da un'esperta paesaggista si potrà approfondire la conoscenza dei semi utilizzati delle piante da cui derivano degli innumerevoli e diversi usi tradizionali. L'iniziativa è curata da Maria Ala, responsabile servizi educativi della Colimbetra, quindi lavori agricoli tradizionali dalle 11:30 alle 12:30, denominati le sai e le casedde, l'irrigazione manuale per scorrimento e sommersione dell'orto dei limoni, a cura dei giardinieri Vincenzo Traversa e Antonino Cuffaro. Quindi un racconto itinerante in esclusiva per gli iscritti FAI, la riconquista del paesaggio perduto, breve storia della rinascita di un antico agrumeto, con Giuseppe Lopilato, direttore del Giardino della Colimbetra. Domenica dalle 11 alle 15, l'aperitivo del mezzogiorno a cura del Mediterraneo Yachting Club e domenica 25 dalle 11 alle 15, picnic con lo Street Food di Sicilia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.